Il Tribunale di Verona ha dichiarato oggi il fallimento della Melegatti e della controllata Nuova Marelli. Si chiude nel peggiore dei modi la vicenda della storica azienda dolciaria, 350 i lavoratori coinvolti. Violento nubifragio si abbatte sulla zona nord di Padova intorno alle 14, strade allagate, pesanti disagi, 2 ore prima era toccato a Vicenza. Incontro istituzionale mentre il Movimento 5 Stelle e PD preparano le manifestazioni contro e pro Mattarella. La Lega sceglie la via della raccolta firme per una legge popolare che chieda l'elezione diretta del capo dello Stato. Paura nel Trevigiano, 57enne si presenta in azienda armato e punta la pistola contro i colleghi stranieri accusandoli di rubargli il lavoro, l'uomo arrestato. Bancomat clonati in aeroporto, 2 malviventi bulgari arrestati dalla polizia a Fiumicino. La coppia aveva manomesso anche i bancomat dell'aeroporto di Venezia. Tutor ufficialmente spenti da oggi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma sul caso Brevetti, timori per la sicurezza in A4 durante l'esodo estivo. Rapporto di Airbnb presentato a Parigi, a Venezia, in proporzione la città più assaltata al mondo da turisti, con quasi 74 visitatori per abitante fra centro storico e terraferma. Vicenza Calcio, aperta dai giudici l'unica busta con l'offerta di acquisto, quella di Renzo Rossi, la decisione del giudice dopo l'esame dei documenti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Questi dunque i titoli di oggi. Nel primo piano dunque una notizia giunta nel tardo pomeriggio e che ha l'effetto di un macigno per uno dei marchi storici dell'economia veneta. Il collegio del Tribunale di Verona, presieduto da Giulia Rizzuto, ha dichiarato oggi infatti il fallimento della Melegatti e della controllata Nuova Marelli di San Martino Buonalbergo. Si chiude così la tormentata vicenda della storica azienda dolciaria con sede a San Giovanni Lupatoto, marchio leggendario del settore che rivendicava l'invenzione del Pandoro. Il Tribunale ha accolto l'istanza presentata venerdì dal pubblico ministero Alberto Sergio, constatata la pesante situazione debitoria di Melegatti. Dipendenti dell'azienda, tra diretti e lavoratori stagionali, sono 350. Ora è ipotizzabile che si apra un capitolo giudiziario per accertare le eventuali responsabilità degli amministratori. Ed ora siamo invece al maltempo perché una bomba d'acqua ha colpito la zona nord di Padova. Vediamo. Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona nord della provincia di Padova, allagando decine di ettari di campi nel pieno delle semine, provocando più di un disagio alla circolazione, allagando scantinati, abbattendo alberi e causando problemi anche alle condotte fognarie. Oltre ad alcuni quartieri del capoluogo, colpiti anche Villafranca, Vigo d'Arzere, Curtarolo, Campo San Martino, Cadoneghe e Campo d'Arsego. Qui siamo nella zona industriale di Limena e, come testimoniano le immagini, via Piero Bo somiglia più a un fiume che a una strada. Non ho mai visto una cosa del genere. Sì, abbiamo problemi di energia elettrica. Una parte dell'impiantistica è ferma. Ho cominciato ad entrare e quindi abbiamo spostato le macchine perché stava entrando anche nelle macchine. Tutta la strada sembra allagata e non so quando. Fortunatamente ha smesso di piovere, però non so quando la situazione tornerà normale. Ero in ufficio, stavo lavorando e acqua, un forte temporale, ma succede insomma che ci siano temporali così, però dopo non smetteva, è andato avanti quasi 1 ora e 20 di acqua continua. Il violento fortunale ha colpito fortissimo attorno alle 13:30, provocando disagi persino alla circolazione autostradale nel tratto A4, compreso tra Padova Est e Padova Ovest, oltre che sulle tangenziali. A Padova problemi in via Po e via Ronchibasso ad Altichiero, decine le chiamate per richieste di intervento dei vigili del fuoco. Per le coltivazioni colpite ci vorranno un paio di giorni, hanno previsto alla Coldiretti, perché la situazione torni alla normalità. Siamo alla politica con il premier incaricato Carlo Cottarelli verso la rinuncia. È salito al colle senza la lista dei ministri. I principali partiti
Lega, 5 Stelle e PD sono favorevoli al voto subito e l'ultima data ipotizzata è addirittura quella del 29 luglio. Intanto gli attivisti di 5 Stelle e PD stanno organizzando per partecipare alle manifestazioni nazionali pro e contro il capo dello Stato Mattarella. La Lega invece sabato e domenica raccoglierà firme per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e sempre sabato Salvini sarà di nuovo in Veneto. Ed ora siamo alla cronaca. Dal Trevigiano si presenta in azienda armato, punta la pistola contro i colleghi accusandoli di rubargli il lavoro. È accaduto ieri pomeriggio in una fabbrica di Maserata. Da una parte la doppia manifestazione, una pro e una contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dall'altra la raccolta firme a favore di una legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Forze politiche mobilitate anche nella Marca nel fine settimana. I 5 Stelle stanno organizzando un pullman per scendere a Roma il 2 giugno, festa della Repubblica, per contestare Mattarella, nei confronti del quale Luigi Di Maio ha chiesto l'impeachment. Di contro il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi fa sapere che Treviso ci sarà venerdì a Roma e Milano per la dimostrazione di solidarietà al Quirinale annunciata dal partito. La Lega resta invece nel territorio. Noi non pensiamo che manifestazioni eclatanti in piazza non siano gradite dagli italiani, soprattutto in questo difficile momento. Noi però scenderemo in piazza sui nostri gazebo, raccoglieremo le firme per fare una proposta di iniziativa popolare perché il Capo dello Stato sia eletto direttamente dal popolo. E proprio sabato in Veneto tornerà Matteo Salvini per dar manforte ai candidati alle comunali del 10 giugno. Sarà alle 21 in Piazza dei Signori a Treviso per sostenere Mario Conte, ma le amministrative rischiano di non chiudere l'infinita campagna elettorale se davvero si dovrà tornare al voto dopo agosto, con il Carroccio che per ora prevede di correre nuovamente in un centrodestra unito. Pensiamo di aver subito un torto, gli italiani l'hanno capito, e noi andremo e faremo la nostra campagna elettorale come sempre, senza atti di violenza verbale, ma sicuramente posizionati in maniera molto, molto ferma. Questo dunque il servizio di politica, ora invece il servizio di cronaca dal Trevigiano con l'uomo che si è presentato in azienda armato. Vediamo. In maniera inspiegabile, improvvisa, ha estratto una pistola e l'ha puntata contro uno dei suoi colleghi di lavoro, senza una motivazione, senza un perché. Mi sono stancato, ha detto ai 3 colleghi contro cui ha puntato l'arma, una calibro 7,65, fortunatamente riponendola poco dopo. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio alla Inox e Inox di via Trevisana, Maserata sul Piave, dove un 57enne pregiudicato, dispresiano, dipendente da qualche tempo della ditta ma in odore di licenziamento per le ripetute assenze, si è presentato in fabbrica con una pistola detenuta abusivamente, minacciando dei colleghi stranieri e accusandoli di rubargli il lavoro. I ragazzi impauriti però con calma lo hanno invitato a posare l'arma, perché comunque sì, la situazione era abbastanza difficile. E dopodiché hanno chiamato un responsabile che ha provveduto al sequestro della pistola di fatto. La pistola era assolutamente vera, la pistola era assolutamente carica e sì, nulla di finto, sì, tutto purtroppo reale. Il 57enne assunto come lavoratore svantaggiato inviato alla Inox e Inox dall'ente provincia era lucido e freddo. Ben consapevole, però come fosse va bene, volete chiamare i carabinieri, chiamateli pure, per me è uguale. Di fatto, tant'è che chiamate le forze dell'ordine e loro sono arrivati. Nel frattempo il dipendente ovviamente non si poteva trattenere con la forza, ha deciso di andarsene a casa e se n'è andato. È stato arrestato poco dopo dai carabinieri e condotto in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani mattina. In casa ha sequestrati altri 26 proiettili detenuti illegalmente. Ora alla Inox e Inox non vogliono più rivederlo, nessuno si sentirebbe sicuro. Penseremo a cosa fare, chiederemo quali sono gli strumenti che la legge ci consente. Indagine della polizia di Frontiera ha incastrato una coppia che clonava i PIN dei bancomat negli scali degli aeroporti di Venezia, Fiumicino e Malpensa.
Clonate migliaia di carte bancomat all'aeroporto Marco Polo di Tessera con la solita tecnica dello skimmer, cioè la telecamera posizionata sulla tastiera in cui si digita il PIN. La coppia di ladri, entrambi di origine bulgara, era riuscita a clonare e rubare i codici segreti anche negli scali aeroportuali di Roma e di Milano, sempre nei bancomat installati nella zona degli arrivi, riuscendo così a rubare i soldi dei tantissimi turisti in transito. A scoprire la banda dei truffatori gli agenti della Polizia di Frontiera e Giudiziaria che dopo numerosi inseguimenti e appostamenti hanno fatto irruzione nel covo dei due ladri in un appartamento romano, con i due bulgari ora agli arresti. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito che la mole di dati carpiti fruttasse un introito di svariati milioni di euro. Tutor ufficialmente spenti, è operativa da oggi la sentenza che obbliga la società Autostrade in tutta Italia a spegnere il sistema di controllo automatico di velocità. Ad aprile la Corte di Appello di Roma aveva dato ragione infatti alla società Kraft che rivendicava la paternità del dispositivo. Autostrade aveva annunciato il ricorso in Cassazione, ora il timore delle associazioni che si occupano di sicurezza stradale è per l'esodo estivo. Non mancheranno da parte delle forze dell'ordine i controlli con telelaser e autovelox, ma secondo l'associazione ASAPS questa vicenda inciderà sulla sicurezza stradale, speriamo, dice in una nota, nel buon senso degli automobilisti. Ed ora invece torniamo a parlare dell'omicidio di Rossella Corazzin, la 17enne friulana scomparsa 43 anni fa a Tai di Cadore dopo le rivelazioni di Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro del Circeo sull'assassinio della ragazza. Ora spunta anche un altro nome, quello di Francesco Narducci, collegato al mostro di Firenze. Rivelazioni shock che hanno dato almeno in parte delle risposte alla sparizione 43 anni fa di Rossella Corazzin, la 17enne di San Vito al Tagliamento, rapita a Tai di Cadore e poi violentata ed uccisa sul lago di Trasimeno. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. A dare i particolari di quanto accaduto quel terribile giorno Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro del Circeo, ed è sempre lui che punta il dito su un altro nome, non uno qualsiasi, ma quello di Francesco Narducci, il medico legato in qualche modo al mostro di Firenze. Anche lui, secondo Izzo, partecipò a quel terribile omicidio. Rossella, che era in vacanza con la famiglia, nella sua strada ha incontrato dei mostri che la rapirono, la intontirono con il cloroformio. Narducci bazzicava spesso a Cortina, un dettaglio non irrilevante, perché Rossella, prima di sparire, confidò ad un'amica di aver riconosciuto un ragazzo che si faceva chiamare Gianni e diceva di essere uno studente di medicina. Il sospetto è che quel giovane fosse proprio Narducci. L'aveva incontrata, lei si fidava di lui e lui l'ha fatta cadere nella trappola mortale. Ora gli inquirenti dovranno prendere in mano queste dichiarazioni e capire cosa accade realmente a Rossella. Riguardo al presunto coinvolgimento del medico umbro nell'omicidio della giovane friulana ipotizzato da Izzo, l'avvocato Falcinelli ha sottolineato che l'ipotesi è stata già vagliata e archiviata per manifesta infondatezza della notizia di reato. Ricordo infine, ha detto ancora l'avvocato Falcinelli, che Francesco Narducci ha percorso una brillantissima carriera universitaria ed è stato autore di apprezzate pubblicazioni scientifiche che gli hanno consentito in età giovanile il conseguimento del ruolo di professore alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia. Ed ancora cronaca, aggressione in pieno giorno nel bosco del Picchio alla Gazzera, pensionata rapinata mentre era a passeggio con la nipotina. I residenti di questo parco è diventato pericoloso. Il parco del Picchio alla Gazzera, e questo è il posto dove un'anziana è stata brutalmente aggredita, picchiata e rapinata. È accaduto sabato scorso. Questo parco non va bene, fa tanto schifo qua tutto, no? L'anziana, una 72enne del posto, era a passeggio in compagnia della nipotina quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averle spruzzato dello spray urticante al volto, l'ha scaraventata a terra per rubarle la borsetta e il braccialetto in oro che portava al polso. Il tutto sotto gli occhi atterriti e colmi di paura della nipotina e dei pochi passanti che transitavano in quel momento e che fortunatamente sono riusciti a lanciare l'allarme chiamando i soccorsi. Mi lavaria se di sicuro non va a casa interi, mi metti in preso, ma anche a Codò se trovo un bastone qualcosa, il corpo non va via sani, se so buono, se riesco, che dico. Spero che non sia mai, perché non ho più 20 anni, va a 80.
Un posto, dicono i residenti, dove è meglio non transitare se possibile. So che non è un bel parco questo per i bambini, infatti facciamo solo il passaggio noi in bicicletta se abbiamo occasione, perché altrimenti so che è frequentato anche da ragazzi un po' grandini, diciamo che ecco appunto. E mi hanno minacciato, dice: ma cosa c'hai? Hai bisogno di qualcosa? E non lo dico bugie perché lui può testimoniare. E siamo andati via, dico andiamo via perché poi io ho la mia età, magari vado via di testa e gli metto mani addosso e dopo vado in mezzo ai guai. L'anziana è stata subito soccorsa e portata all'ospedale per essere medicata. Secondo testimonianze fornite alla polizia, l'aggressore sarebbe italiano, sui 30 anni, di corporatura media. C'è gente strana che circola al parco? Sì. Quando dice gente strana, cosa intende? Strana qui da fuori, insomma, non dei nostri. Hai capito? Non sono gente di nostri, di drogai. Alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 12 tangenziale nord a Pescantina per la fuoriuscita autonoma di un autocarro rovesciatosi su un fianco lungo il guardrail. Leso l'autista e il camionista di Sargo nel Vicentino ha perso il controllo del mezzo per un probabile spostamento del carico e dopo essere finito su un fianco è riuscito a venire fuori dalla cabina di guida. I pompieri arrivati da Verona con 2 automezzi, tra cui l'autogrill, hanno messo in sicurezza il mezzo per il successivo recupero da parte del soccorso stradale. L'autista è stato visitato sul posto dal personale del SUEM 118. Sul posto la polizia stradale e l'ANAS per la deviazione del traffico e rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Il rapporto redatto da IRE-BNB vede Venezia come la patria del turismo di massa, immediata la replica dell'assessore Mar. La cosa che risulta divertente è che siamo nel centro del mirino, nel senso che chi più fa più diventa oggetto di come si dice, di articoli e quant'altro. L'assessore Mar replica così alla pubblicazione del rapporto realizzato da Airbnb che definisce Venezia la capitale mondiale del turismo di massa, con 73,8 turisti per abitante fra centro storico e terraferma, soprattutto il turismo mordi e fuggi. È chiaro, noi abbiamo delle problematiche anche diverse dalle altre città, ma mi corre dopo ricordare, e lei me ne dà l'occasione, che noi siamo in un network delle 5 città italiane di turismo sostenibile che sono, con noi c'è Firenze, Roma, Napoli e Milano, e devo dire, come ho detto stamattina in commissione, che Venezia rispetto alle altre città in questo momento sta facendo una grandissima sperimentazione e si può configurare come progetto pilota. Questo ci viene anche riconosciuto dalle altre città. Già qualcuno infatti ha contattato l'amministrazione perché è interessato al sistema dei varchi che verranno utilizzati nuovamente in occasione del ponte del 2 giugno e non solo. Saranno 3 i criteri in base a cui si deciderà: bollino giallo, rosso o nero. Questa programmazione è stata fatta dal ponte del 2 giugno, che è un ponte da bollino nero, alla regata storica, e comprende all'interno anche il Redentore. Il Redentore e la regata storica hanno delle misure diverse già sperimentate in altri ambiti, a cui si aggiungeranno queste. Quello che ci preme sottolineare è che ragioniamo in una programmazione trimestrale e i weekend che andranno dal 21 luglio al 19 agosto saranno sempre weekend dal bollino nero. Tutto questo per garantire chi viene in città, ma anche la vivibilità dei residenti anche nelle more e nel rispetto degli impegni che ci siamo presi. Siamo al Vicenza Calcio, aperta dai giudici l'unica busta con l'offerta di acquisto. Sui documenti c'è la firma di Renzo Rosso, ma la decisione del giudice arriverà dopo l'esame dei documenti. Possiamo dire che l'offerta è stata presentata dalla OTB SPA.
C'è agitazione a mezzogiorno nei corridoi del Tribunale, tutti si aspettano l'offerta di Renzo Rosso per l'acquisto del Vicenza Calcio, ma è solo alle 12:25 che il presidente Alberto Rizzo conferma l'identità di chi ha firmato i documenti. Una sola busta dunque con l'offerta della società di Renzo Rosso, l'imprenditore vicentino, confermate le previsioni, ma per avere la certezza che l'offerta sia valida occorrerà attendere ancora, almeno fino a mercoledì, al massimo fino a giovedì mattina. Le indiscrezioni parlano di un'offerta da 1.100.000 euro, con quella cifra si acquisterebbe probabilmente solo la società senza titolo sportivo. È un'offerta articolata per punti, corredata da diversi allegati, supportata anche dalla copertura economica. Gli allegati, gli assegni circolari e tutti gli altri documenti, che formano un fascicolo davvero molto corposo, sono stati immediatamente presi in carico dalla Camera di Consiglio del Tribunale di Vicenza, che si è presa 24-48 ore per leggere e studiare le carte, quindi procedere con una decisione, in caso positivo, assegnazione ufficiale del Vicenza Calcio. Il Tribunale dovrà valutare il contenuto dell'offerta e stabilire, come avevo anticipato ieri, la sua rispondenza ai presupposti contenuti nell'invito ad offrire. Se l'operazione andrà in porto si dovrà decidere sulla gestione provvisoria e quindi su tutte le entrate e uscite di queste settimane, e poi si saprà finalmente più nel dettaglio qual è il piano di Renzo Rosso, dal quale i tifosi vicentini si aspettano molto. Anche quest'anno torna Marghera Estate con tante novità e soprattutto un ricco calendario. Vediamo. Musica, cinema sotto le stelle e novità di quest'anno street food sono gli ingredienti principali della 38esima edizione di Marghera Estate, presentata nel municipio di Mestre, che offrirà appuntamenti musicali nel mese di luglio, dal jazz alla lirica, rock, blues e particolare attenzione al sound veneto, e cinema di qualità nel mese di agosto. È una volontà forte di questa amministrazione di dare una riscossa ai centri della terraferma veneziana e alla città tutta, e in particolare a Marghera, dove c'è una tradizione lunga di partecipazione, alle volte soffocata da un contesto che è quello di in qualche modo abbandono dei centri cittadini da parte del commercio, che invece va combattuto. Bisogna fare squadra insieme ai commercianti, che ringraziamo per la collaborazione, e provare a riportare la gente in città. Marghera Estate quindi per 3 mesi, prima il calcio all'aperto, luglio la musica e poi il cinema in agosto, saranno il banco di prova per vedere quanti cittadini e quanti turisti anche da fuori città arriveranno a Marghera, con l'idea di rivitalizzarla. Si parte il 4 luglio con 14 appuntamenti musicali, tutti con inizio alle 21, con gran finale insieme ai Rumatera e il loro punk veneto e apertura d'eccellenza del concerto con Erman Medrano. Le migliaia di persone che noi ci auguriamo di ospitare a Marghera potranno venire tranquillamente senza pagare nulla e avranno anche la possibilità di, oltre che di trovare i negozi aperti, anche di trovare questi track di street food dove gustare nuove specialità e quindi passare delle serate molto piacevoli. Siamo al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Domenico Lo Sappio, candidato sindaco Movimento 5 Stelle per Treviso. E questa era proprio l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 maggio. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali sul Rodigino, sempre soleggiato altrove. Temperature minime comprese tra 15 e 20 gradi. Massime oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi circa.
Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, bel tempo ovunque al mattino con cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' su tutti i settori con qualche temporale a carattere sparso ma piuttosto frequente. Le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!